La qualità dell'aria resta pessima, i bollettini dell'ARPA sono fermi all'arancione, non è ancora rosso, ma siamo veramente sempre ai limiti. Ecco quali sono le attenzioni che bisogna avere e quali problemi causano appunto queste ondate di smog ai nostri polmoni. Emergenza smog, non scatta l'allerta rossa, le condizioni meteo leggermente migliori hanno di poco abbassato i livelli di polveri sottili e così i dati forniti nell'ultimo bollettino ARPA fanno restare acceso almeno fino al 13 gennaio il semaforo arancione. Rimane dunque lo stop ai mezzi privati diesel Euro 4. L'area di Padova con i suoi livelli di PM10 alle stelle si conferma anche in questo inizio d'anno tra le peggiori in Veneto. Oltre alle classiche influenze di stagione sono aumentati gli accessi in ospedale di pazienti con problemi alle vie respiratorie. Ci sono alcuni ricoveri di pazienti asmatici che generalmente non sono caratteristici dell'inverno e per i quali si potrebbe anche pensare che la situazione di inquinamento atmosferico abbia giocato un ruolo nel peggiorare la sua situazione. I recenti dati forniti da Legambiente stimano circa 200 morti premature dovute alla pessima qualità d'aria che si respira in città. Il rischio di vita collegato all'esposizione ad inquinanti atmosferici. Questi rischi ci sono, non sono rischi legati tanto all'esposizione immediata, e breve, quanto rischi derivanti dallo sviluppo di malattie croniche conseguenti a loro volta a un'esposizione protratta nel corso del tempo, nel corso degli anni. Questa esposizione protratta malattie ne sviluppa e danni sicuramente ne fa. Dall'esperto alcuni consigli: importante stare attenti ai bambini più esposti per altezza a respirare gli inquinanti che escono dal tubo di scappamento delle auto. Evitare le ore della giornata in cui ci sia grande concentrazione di traffico veicolare, evitare per chi gravemente malato non sia di fare attività fisica all'aperto che implica ventilare molto e quindi respirare molti inquinanti. E un modello realistico, efficace per prevedere le piene dei fiumi è stato messo a punto dalla Regione Veneto, serve naturalmente per prevedere quello che può accadere sul territorio e a questo punto sta suscitando l'interesse in tutto l'ambito nazionale. Prevedere per prevenire. Si può sintetizzare così il modello previsionale delle piene fluviali messo a punto dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale dell'Università di Padova in collaborazione con la Regione Veneto. Un motto semplice per un sistema complesso, un modello unico in Europa al quale sta guardando con estremo interesse anche il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ed un modello testato già con successo in occasione della tempesta Vaia. In quali fiumi è attivo questo sistema e in quali saranno i prossimi? Ma è attivo già da tempo su alcuni dei principali fiumi del Veneto, quindi tutto il bacino del Brenta-Bacchiglione, sul bacino del Piave, sul Muson dei Sassi, e stiamo lavorando per estenderlo a tutti i bacini del Veneto. È un lavoro di squadra in cui si fa rete tra le opere che vengono fatte sul territorio, come i bacini di laminazione, le previsioni del tempo, questi modelli di calcolo. Assolutamente, è un sistema complessissimo. Quando si parla di protezione civile spesso si pensa alla gestione dell'emergenza, in realtà un aspetto importantissimo è la previsione e la prevenzione. Dunque ad opere come diaframmature, consolidamenti arginali, briglie, bacini di laminazione e ad una previsione meteorologica sempre più accurata si affiancano ora questi sistemi di calcolo che possono disegnare con precisione lo scenario sul territorio, perché non basta sapere quando e quanto pioverà, ma anche quale sarà il riflesso esatto della pioggia sui fiumi. Un modello che peraltro sarebbe applicabile anche alla laguna di Venezia. Nel momento che c'è una previsione di una situazione di emergenza, quanto ci vuole a compiere questo calcolo? Pochi minuti, una decina di minuti. È noto lo scenario della previsione meteorologica, in una decina di minuti tutto è realizzato e predisposto, sia i rapporti che servono per dare l'allarme in senso generale, sia anche invece rapporti più specifici che sono rivolti agli specialisti. L'azienda di Mosnigo di Moriago, di cui abbiamo parlato anche ieri, che ha la settimana finlandese, diciamo così, di 4 giorni lavorativi, ha molto interessato e ci sono a questo proposito anche opinioni divergenti della categoria, favorevole il sindacato, meno Confartigianato.
Ridurre le ore di lavoro senza penalizzare gli stipendi, aiutare il personale a conciliare professione e famiglia. Per il sindacato, quelli raggiunti dall'azienda di Mosnigo di Moriago, il cui titolare sui social ha commentato il cosiddetto modello finlandese spiegando che già da anni lo mette in atto, sono obiettivi che tutti dovrebbero prefissarsi. Penso che se 100 anni fa, con la tecnologia e le dinamiche che c'erano, si lavorava 15 ore al giorno per 6 giorni, 7 alla settimana, ora con l'innovazione e le tecnologie si possa lavorare meno e si possa dedicare più tempo anche alla persona e ai problemi familiari. Più cauto il presidente di Confartigianato Marca Trevigiana, Vendemiano Sartor. Il lavoro va affrontato il tema in maniera seria, dicendo che ci deve essere un contratto nazionale che dia delle tutele e poi sul territorio ci sia maggior flessibilità e soprattutto organizzazione del lavoro a seconda anche delle possibilità e delle capacità di ogni singola attività, come abbiamo visto in questi casi. Quindi questo è il tema. Auspicabile trovare modalità per favorire il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie, ma non è attraverso una formula fissa, aggiunge Sartor, che si può rispondere alle esigenze di tutti. Se quell'azienda ha creato il proprio equilibrio in questa maniera, credo sia corretto che continui. Ognuno cerca di conciliare quello che sono le esigenze della produttività con le esigenze della famiglia. Credo che ci siano modelli nel nostro Veneto che possono essere fatti, ma da questo andare a dire che il futuro sarà uno schema unico che sia di 4 giorni, che sia diverso, questo credo siamo ancora lontani. Anch'io voglio la Premier finlandese, grazie naturalmente per averci seguito, questa era una selezione delle notizie dal Veneto, poi ce ne sono molte altre, ma insomma queste si possono dare, grazie per averci seguito, una buona serata.